E sarà la possibilità di prenotarsi sul sito della Regione dalle 14 di oggi. Confermato dunque l'avvio già dal pomeriggio delle prenotazioni per i vaccini rivolti ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, appuntamento che potrà essere fissato solo al compimento del quinto anno del proprio figlio. Previste corsie preferenziali con orari dedicati per evitare lunghe attese ai più piccoli, due le modalità che ogni ULSS potrà in piena libertà adottare o negli ambulatori dei pediatri o negli hub vaccinali. Anche la prenotazione avverrà o direttamente contattando il medico o nel portale della Regione. Abbiamo due arrivi. Il primo arrivano 186.000 dosi il 15 e altre 60.000 dosi il 5 di gennaio. Se quella delle vaccinazioni è un'ulteriore arma nella lotta al virus, si apre una nuova frontiera anche per le cure ai pazienti Covid. Stanno arrivando sempre per gennaio i famosi antivirali dedicati al Covid. Per quanto riguarda il quadro epidemiologico del Veneto, che registra oggi un'incidenza del 5,50%, preoccupa la pressione ospedaliera, con un tasso di occupazione delle terapie intensive ormai prossimo al 13% e dell'area medica al 13,7%, ovvero manca un 1,3% per raggiungere la soglia del 15%, che fa scattare automaticamente il passaggio di zona. Penso che il bollettino di venerdì si possa riservare, salvo arresti dell'infezione con dimissioni ciclopiche, purtroppo ci riserverà la classificazione del lunedì prossimo di zona gialla. Natale in giallo, questo sì, sarà giallo anche Capodanno. Oggi non abbiamo proiezioni di rossa. In tutto questo sale sempre più la tensione. Notizia delle ultime ore le nuove minacce apparse su una chat Telegram nei confronti di ministri e del premier Draghi, con tanto di pubblicazione dell'indirizzo di casa. Considero tutto questo molto grave. Credo che la magistratura dovrebbe valutare con serietà le parole di Zaia. Io penso tra i tanti di aver avuto il trattamento peggiore, no? Perché per me hanno fatto anche un video. Nel mio caso il magistrato a Venezia ha deciso che non è un reato. Per cui non so se poi, se siamo tutti nello stesso paese, immagino che a livello nazionale tutti decideranno che non è un reato. Se a voi sembra normale che fare un video per andare a casa di uno non sia da prendere in seria considerazione, ne prendo atto. Il problema è che l'omologazione che purtroppo a volte con queste archiviazioni c'è, o la sottovalutazione peggio ancora, dà la stura a una legittimazione a 360 gradi.